Che annata, Francesco, è stata questa? Ma è stata un'annata doppia faccia, cioè è partita molto bene, ci ha fatto sperare, sognare, poi c'è stato un brutto ritorno di caldo che ha compromesso parte del raccolto, soprattutto sulla costa, accompagnato da eventi meteorologici di vento forte che quindi hanno spogliato rapidamente anche le piante. E sotto profilo qualitativo si possono notare anche queste differenze. Nel caso specifico di quest'anno, infatti, la provincia di Spezia, che con quella di Genova compone il premio, è stata più fortunata e ha potuto esporre degli oli, portare degli oli organoletticamente più in ordine e molto piacevoli, che infatti, pur essendo anonimi, hanno vinto. Abbiamo notato appunto che diversi premi tra i primi sono andati verso la Spezia quest'anno. Per questo motivo, perché in effetti avevano prodotto un po' meglio. Però devo dire che anche quelli che si sono piazzati di questo areale, generalmente del Tigullio, sono oli di grande qualità. Ecco. È difficile poter spiegare le differenze fra gli uni e gli altri, si tratta sicuramente di persistenza di certi aromi nell'assaggio soprattutto retronasale, che solo gli assaggiatori riescono in qualche modo ad esprimere. La Coldiretti è sempre in campo su queste iniziative. Certo, è presente, è interessata e quando si segue quello che è l'indirizzo dei produttori è sempre ci troviamo sempre nella direzione giusta. È importante in questo momento far riconoscere il valore della territorialità e fare in modo che anche tutti gli operatori della filiera, anche gastronomica e turistica della nostra regione, capiscano che i prodotti tipici e l'olio prima di tutti in questo caso, sono un grande strumento, un grande punto di forza che hanno in mano per fare business loro e per far business al territorio. Bisogna sempre aiutarli a valorizzare questi prodotti, in questo caso l'olio delle nostre parti. Sì, ma la parola aiuto spesso è mal interpretata. Si tratta di dare l'opportunità di scoprire proprio le potenzialità, perché l'aiuto sembra che si debba dare a qualcosa che non ha la forza, che non ha il valore. Qui si tratta invece di evidenziare una forza intrinseca dei prodotti che deve essere portata alla luce del sole. La Camera di Commercio, con Paolo Corsiglia, la vediamo sempre in prima linea in queste manifestazioni. Certamente, perché crediamo in questo prodotto, non nell'olio, ma non solo nell'olio, ma anche in tantissimi altri prodotti che la Camera di Commercio porta, soprattutto qua nel nostro Levante, all'albore della cronaca. Parliamo dell'olio, ma parliamo della nocciola misto chiavari, parliamo degli antichi ortaggi del Liculio. Quindi la Camera di Commercio vuole far sì che il territorio sia sulle tavole delle nostre famiglie, ma sulle tavole anche della ristorazione. Quindi ci impegneremo ancora di più. Come ben sapete, abbiamo il Genova Liguria Gourmet, che sono i prodotti del territorio, e legato a questo importante realtà abbiamo anche i ristoratori che sono il nostro secondo step. Quindi portiamo il nostro prodotto all'albore della cronaca e all'albore delle persone, delle famiglie che vogliono assaggiare il territorio, e il territorio è realtà produttiva, è economia, è valorizzazione del nostro entroterra, che è la parte importantissima della nostra Liguria. Il sindaco di Levi, Vittorio Centanaro, ha fatto un ragionamento molto caloroso sull'invito di tutti i comuni a partecipare, a tutte le persone che sono in questo settore, di rendere sempre più visibile questo momento annuale, che forse è un po' l'unico, forse anche in Liguria potremmo dire. Assolutamente sì, intanto non perché è qui vicino a me, ringrazio di cuore veramente Camera di Commercio, perché da sempre ci avvicina, questo è molto importante. L'appello l'ho lanciato perché? Perché io sono straconvinto che su un territorio importante ma piccolo come il nostro, se cominciamo a fare campanile, se cominciamo ognuno di noi a credere di essere più bravo degli altri, falliamo, non riusciamo a centrare l'obiettivo. Noi dobbiamo, compreso il Golfo Paradiso, ma tutto il Tigullio, Moneglia compresa, avere questo obiettivo importante di difendere il nostro
nostro versante, attraverso anche delle culture importanti dei nostri oliveti, che oltre all'aspetto paesistico garantiscono anche la sicurezza del versante stesso. Avendo il versante in ordine, il fondovalle e la città si mantengono a posto, e avere dei territori ben coltivati significa poi sostanzialmente avere anche un prodotto di prima qualità. E tra l'altro sentirsi un grazie credo che faccia sempre piacere, questa è l'occasione. Questa è l'occasione proprio per andare incontro alle esigenze della gente più umile, più semplice, che è quella che lavora la terra, che comporta sempre grandissimi sacrifici e non ti garantisce quasi mai il risultato finale, viste le condizioni meteoriche, viste le problematiche dell'assalto della fauna selvatica, viste molti problemi e diciamo imprevisti che purtroppo il clima ci presenta. Quindi alla fine il risultato finale è un risultato di grande sacrificio e grande sudore. Una volta all'anno consentiteci, permetteteci di dire loro un vero grazie. Qua abbiamo un rappresentante delle cooperative, una cooperativa presidente che raggruppa e rappresenta diversi produttori. Tutti i produttori da Sarzana fino a Imperia, raccogliamo circa 160 aziende, conferiamo a questa cooperativa e poi cerchiamo di vendere. Stiamo partendo con un progetto grosso qui col comune di Levi, che è la 16.4, che è una nuova opportunità per migliorare, per portare finalmente il prodotto di Levi nei ristoranti e sul territorio di Levi. Possiamo dire che al di là del guadagno, se lo possiamo chiamare tale, per tutti i produttori, c'è una passione che forse è un po' unica nel mondo lavorativo. La passione è immensa, perché senza passione noi non riusciremo ad andare avanti. L'unica cosa, come ha detto il sindaco, è che noi siamo un po' le sentinelle del territorio, perché quando ci siamo le allerte sui nostri territori ci siamo sempre noi che giriamo, che cerchiamo di tenere pulito il terreno, puliamo i valletti, i famosi vallettini, i ruscelli, i rivi e le cunette da erbacee. Abbiamo il problema della fauna selvatica, che cerchiamo di lottare con qualunque mezzo, però siamo sempre presenti sul territorio. Un premio importante. Molto importante, 25 anni che c'è questo premio, l'abbiamo già vinto altre volte, partecipiamo sempre con entusiasmo perché è un riconoscimento importantissimo. È il miglior olio della Riviera di Levante, non è poco. Arriva fino alla Spezia. E infatti noi siamo a Santo Stefano Magra, in Val di Magra, abbiamo una varietà pregiata, la Razzola, che è tipica della nostra zona, l'abbiamo valorizzata con la DOP ed è una grande soddisfazione. C'è una differenza tra questo del Levante? Dico di sì, perché io prima di fare il frantoiano facevo il tecnico in questa zona, conosco le varietà di questa zona, lavagnina e pignola, che sono gli oli di queste parti, e qui l'olio è un pochino più dolce, più maturo, più delicato. Nella nostra provincia, la Spezia, invece ha un fruttato più intenso, più erbaceo, un po' più verde, quindi un pochino anche più piccantino. Ognuno ha la sua caratteristica. E vanno tutti valorizzati, è giusto fare i monocultivar di razzola, di lavagnina, di pignola, perché merita, più differenziazione c'è, più anche spazi sul mercato si creano. Lei l'ha sempre fatto questo, questa passione l'ha sempre avuta? Ma sì, senz'altro, da anni, difatti dal 2005 mi hanno premiato con la medaglia d'argento, nel 2014 con la medaglia d'oro e ora qua a Cuppa. Così bevo. E le olive dove ce l'ha? Comune di dove? Zerli. Per quello che l'olio buono. Perché è buono? Che caratteristica ha? È la zona che... La zona è molto buona. È buona. Poi un po' di buona volontà compie il resto. Bene, allora complimenti. Grazie. Complimenti per questo premio. Grazie mille, siamo molto contenti che l'anno scorso siamo arrivati secondi, quest'anno primi, vuol dire che ci siamo quasi. Dove sono gli oliveti? Gli oliveti ce l'abbiamo nel comune di Castelnuovo, a Sarzana, e nel comune di Lerici, in Baia Blu, proprio partono dal livello del mare e arrivano fin sopra la Baia Blu. Un olio proprio vicino al mare? Sì, un olio
molto vicino al mare, Baia Blu c'è una vista splendida, si vede Porto Venere, è una cosa fantastica. È per quello che sarà più buono? No, può darsi, però è difficile lavorare perché uno si guarda il panorama e non fa più niente. E voi lo fate di lavoro oppure insomma è qualcosa in più? No, l'azienda è di mia moglie, io faccio un altro lavoro, però insomma fra un po' di anni, qualche anno, se andiamo avanti così diventerà solo il nostro unico lavoro. Bene, allora ancora complimenti, e abbiamo già detto perché lei è primo insieme al DOP, che è primo anche nella categoria appunto DOP e arriva dalla stessa parte della Liguria. Sì, anche il secondo degli extravergini, sempre della provincia di Spezia, siamo quasi 2 aziende confinanti, quindi vuol dire che anche da noi cominciamo a fare degli oli di qualità. Concluderei con il sindaco facendo un invito per l'anno prossimo. Mi sembra che quest'anno c'è stato l'inserimento della categoria chi coltiva per hobby, sì. E forse in questo si può allargare molto sul territorio. Assolutamente, anche perché ci sono degli hobbisti che hanno delle caratteristiche, diciamo, di attenzione verso l'olivicoltura e verso l'olio risapute, conosciute. Teniamo conto di una cosa: un po' di decenni fa le case di Levi, le case contadine avevano tutte quante all'interno delle loro mura il frantoio. Oggi abbiamo frantoi moderni, frantoi con tecnologie avanzate che producono indubbiamente un prodotto migliore, però ricordiamoci quella che è la passione proprio che si tramandava di padre in figlio di prodursi l'olio in casa. Questo non è più possibile, però è possibile che tantissimi, con il discorso del microfrazionamento che abbiamo purtroppo, invece si attivino, e il Comune di Levi i prossimi anni, unitamente al discorso della DOP e al discorso della extravergine, sarà vicino anche a queste realtà. Su riguardo del ragionamento per gli hobbisti, le regole sono del buon senso, no? A livello familiare, non bisogna chissà fare quale cosa. Come ben sa, le regole sono uguali per tutti, quindi anche l'hobbista deve attenersi, se vorrà certificare il proprio olio in determinata maniera sulla DOP, deve attivarsi, quindi essere in regola con tutti i crismi per poterlo certificare. Giustamente non si possono fare 2 premi, 2 misure. Ma diceva a livello fiscale, normativo. Fiscale e normativo, come ben sa, sotto una determinata soglia non c'è bisogno di partita IVA e quant'altro. Però sulla questione di valorizzazione, che noi puntiamo tantissimo a valorizzare il nostro prodotto, noi non vogliamo che venga, come si parlava prima, mischiato a una massa di prodotto che arriva da tutto il mondo, come minimo da tutta Europa. Vedete sulle bottiglie scritto olio europeo. No, noi vogliamo valorizzare il nostro prodotto ligure, il nostro prodotto della Riviera di Levante, che è sicuramente un'eccellenza che tutti ci invidiano e cercano di portare sulle proprie case, soprattutto adesso lo vediamo col turismo, con le persone che vengono qua a fare i bagni, che vengono al mare, comprano l'olio, se lo portano a Milano, se lo portano in tutta Italia, e sono contenti di mangiare, di bere il nostro olio, che sicuramente si parlava prima del mare. Certo, il pesce nasce nel mare, muore nell'olio, quindi abbiamo mare e entroterra. Questo è un binomio fondamentale per la nostra economia e per il nostro futuro, sicuramente dell'entroterra e del mantenimento dei versanti, come si parlava prima. Ci diamo appuntamento sia il dottor Bruzzo che il sindaco l'anno prossimo, incentivando sia i comuni che i singoli coltivatori, o per hobby o per lavoro, di partecipare a questa bella iniziativa. Direi di sì, come è stato ampiamente dimostrato nella storia di questi 25 anni, laddove grazie al sacrificio di tutti e al lavoro di tutti questo premio è cresciuto e ha contribuito a valorizzare anche la nostra parte di Liguria. Io l'auspicio che ho, e che credo assolutamente non verrà tradito, è quello di poter pensare che un domani possa diventare il primo premio di tutta la regione Liguria, premio Levi, perché grazie agli amministratori passati, grazie al dottor Bruzzo, che è l'anima assoluta di questo concorso, ma grazie veramente a tutti i partecipanti, ci sono tutti gli ingredienti per poter ambire a questo riconoscimento. Lavoreremo in questa direzione augurandoci di raggiungere l'obiettivo. Bruzzo, allora un premio che si allargherà sempre di più, insomma anche per gli assaggiatori è un lavoro che aumenta. Sì, direi che no, il fatto che tanto questo concorso sia
a carattere interprovinciale un po' ci aiuta, perché vediamo che questa natura, che a volte è un po' matrigna, a volte danneggia più il territorio del Tigullio rispetto a quello dello Spezzino. E quindi il fatto di giocare un po' su un territorio più vasto, a volte, ecco, l'importante è continuare a produrre, perché, come ho ricordato nel mio discorso, chi fa dell'olio buono non ha assolutamente problemi di vendita. Ecco, ha problemi di produzione. In questi ultimi anni purtroppo risentiamo anche di questo clima mutevole che qualche problema ce lo sta creando. Noi ce la mettiamo tutta e credo che ci siano anche le componenti migliori nel Levante, perché questi produttori si compongono di aziende strutturate, ma anche di alcune importanti cooperative. Questo è un fatto che va ricordato. La cooperativa può essere in certi casi la salvezza di piccole o piccolissime aziende che comunque non potrebbero aspirare a una linea commerciale, no? Quindi noi strutturalmente siamo pronti. Ecco, l'importante è che anche un po' la natura ci preservi da certe situazioni gravi che a volte ti mettono in ginocchio. Ci ha raggiunto il dottor Lupi, sindaco, vuol presentarlo lei, so che è un personaggio a livello nazionale per tutti gli agricoltori, produttori di olio soprattutto. Sì, assolutamente, è il presidente nazionale dell'associazione Città dell'Olio, è una figura carismatica di questa associazione, è una persona che ci crede profondamente in questo messaggio. Enrico Lupi è ligure, ma è riconosciuto direi a livello proprio nazionale da tutte le città, da tutte le regioni, per la professionalità, l'attaccamento che mette nel suo lavoro, nel suo impegno. Io sono grato che oggi lui sia venuto a Levi, anche in passato ha partecipato a edizioni di questa importante rassegna e quindi speriamo di portare avanti insieme, visto che Levi è Città dell'Olio, insieme agli altri comuni, e oggi ho lanciato appunto l'impegno, anche l'appello affinché comuni importanti come il comune di Chiavari aderiscano alle Città dell'Olio, all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, perché i benefici possono essere notevoli. Ecco, allora, dottor Enrico Lupi, il premio di Levi sull'olio sempre più caratteristiche nazionali, anche la sua presenza qua lo testimonia. La mia presenza è un ringraziamento al sindaco che così bene mi ha descritto, lo ringrazio, ma io sono ammirato perché non è la prima volta che venga il premio, ma vedo volta su volta che il premio cresce, si implementa di nuove attività, di nuove presenze e di nuovo prestigio. Città dell'Olio vuol dire stare insieme, mutualità. La Liguria è una regione molto forte nelle Città dell'Olio, è la seconda a livello numerico, è la prima per iniziative e attività. Il premio Levi, a mio avviso, l'ho detto prima, deve diventare un premio regionale. Io mi impegno come Camera di Commercio Imperia, Savona, La Spezia, colloquiando con l'amico di Genova, della Camera di Commercio di Genova, per progettare, se naturalmente il sindaco e gli autori del premio vorranno, per dare una dimensione ancora più grande a questo splendido premio, che premia in definitiva la fatica degli olivicoltori, perché parliamo molto del prodotto, ma il premio miglior lievito da noi ideato premia la fatica dell'olivicoltore. Ecco, c'erano diversi amministratori, il sindaco, non vogliamo citarli, ma sicuramente si sono visti nelle immagini, la presenza è sempre molto importante, hanno fatto il loro intervento. Vorrei sottolineare, c'era anche il giornalista del settore Virgilio Pronzati, che ha lanciato una cosa che forse non è così saputa a tutti, che l'olio ligure è proprio un vincente col pesce ligure, soprattutto. Mi sembra, come dire... perché magari si pensa al pesto, a tante altre cose, però olio ligure e pesce. Mi sembra pleonastico, come si suol dire. Il binomio olio del nostro territorio col pesce è consolidato e riconosciuto a livello mondiale. Quindi noi dobbiamo farcene vanto, continuare questa cultura dell'allevamento del nostro olio e del nostro pesce, e sicuramente non teniamo né concorrenza né confronti. L'importante è che il consumatore sia sempre più acculturato, incuriosito, formato, perché poi le battaglie si vincono con l'alleanza col consumatore finale.
Noi possiamo avere splendidi prodotti, ma bisogna educare il consumatore a riconoscerli, apprezzarli e a pagarli il giusto prezzo. Allora grazie, farei solo una battuta per chiudere, dottor Bruzzo. Allora, l'anno scorso abbiamo detto c'erano tante olive, sono venute una settimana di venti e acqua e insomma abbiamo perso il frutto velocemente. Quest'anno non si vedono tante olive, non ce n'è molte. Speriamo di conservarle, ecco, io di più non posso dire, la volontà c'è anche la preparazione tecnica, perché c'è una buona assistenza da un punto di vista diciamo tecnico da parte di validi agronomi che danno consigli alle aziende. Allora, insieme al sindaco salutiamo anche Giancarlo Aurora dietro la telecamera, salutiamo da Levi per la 25esima edizione del premio dell'olio d'oliva, che è sempre andata crescendo e migliorando. Grazie a voi intanto per la divulgazione di questo argomento, grazie a tutti i partecipanti, ci vediamo l'anno prossimo con rinnovato impegno ed entusiasmo. Grazie. La benedizione è un dire grazie al Signore per tutti i benefici che ci ha dato e quello che poi vedremo proprio in questi stand. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che ci offri le risorse e le energie del creato, perché ci aiutano l'un l'altro in cooperosa concordia. Benedici noi e l'opera delle nostre mani che vediamo esposte qui in questa Expo e fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questo Expo e vi rimanga per sempre. Amen. Abbiamo inaugurato l'11ª, anzi la 10+1 Expo dell'Alta Val Trebbia con una certa soddisfazione, perché portare avanti queste manifestazioni non è mai semplice, non è mai scontato. Sì, non è mai semplice perché ci bisogna fare tanto lavoro, ci sono anche dei costi che bisogna sostenere, però devo dire che la popolazione qua di questa frazione di Loco è stata splendida già da 11 anni a questa parte e ogni anno non manca, non demorde mai, anzi ci sono sempre più giovani che vengono a collaborare e a lavorare. Certo è opportuno ricordare comunque che abbiamo anche degli aiuti dall'esterno, il Comune sì è impegnato economicamente, ma per esempio oltre alla Regione la Camera di Commercio veramente ha sviluppato un aiuto da 11 anni a questa parte non indifferente e quindi vorrei rivolgere a tutte queste persone un ringraziamento grosso, perché questi enti, con queste persone che rappresentano questi enti, ci hanno dato l'opportunità di cominciare, di continuare e avere quindi un futuro. Grazie davvero a tutti voi. Lei che cosa sogna per Rovegno? Per Rovegno sogno, il sogno è grande, ma per Rovegno sogno uno sviluppo diciamo di tipo economico che da più di 2 anni stiamo cercando di portare avanti. Abbiamo questa fabbrica di imbottigliamento di acqua minerale all'Alta Valle che è ancora ferma nonostante i nostri sacrifici che abbiamo fatto muovendoci un po' in tutta Italia e anche fuori dall'Italia per trovare persone disponibili a farla funzionare. Forse ci saremo, non voglio essere troppo ottimista, ma per fare l'amministratore di un comune bisogna essere ottimisti, se no non si va avanti. Ma io quello che mi auguro soprattutto è che ci sia e che nasca soprattutto una concordia tra i comuni della valle per avere un rapporto comune insieme per sviluppare quelle che sono le grandi necessità che questa valle dell'entroterra ha, cioè il primo è lo spopolamento, il secondo un'assistenza sanitaria che è ancora carente anche se notevolmente potenziata
e poi tutto quello che può essere lo sviluppo sociale, economico e turistico. Cioè noi dobbiamo mirare soprattutto al turismo della valle, è la fonte economica più importante, perché è con il turismo che possiamo offrire ai turisti stessi la possibilità di trovare qualcosa di veramente speciale in una valle incontaminata come la Val Trebbia. Ripetermi nel dire che Hemingway l'ha dichiarata la valle più bella del mondo, potrebbe essere una ripetizione costante che io faccio, ma che veramente lo è. Siamo all'inaugurazione dell'11ª Expo dell'Alta Val Trebbia, che ha come tema il viaggio, e lei nel suo intervento ha citato proprio uno dei leitmotiv che abbiamo sentito tanti anni, il fatto di creare un collegamento costa-entroterra. Ma a che punto siamo di questo collegamento? E stiamo realizzando con l'assessore Berino dei veri e propri pacchetti turistici da vendere poi alle compagnie, agli alberghi, ai tour operator, che vorranno puntare sul mettere proprio in sinergia questi bellissimi territori, perché se la nostra costa non ha grandi difficoltà ad attrarre il turismo per il bellissimo mare, per la bellissima spiaggia che abbiamo, scogli e quant'altro, tanta difficoltà ce l'hanno i borghi dell'entroterra a trarre risorse turistiche, e quindi faremo dei pacchetti, dei percorsi sostanzialmente che condurranno dalla spiaggia ai musei, ai centri storici, ai percorsi escursionistici, e termineranno anche nelle aziende agricole, quindi visitando le aziende, cercando di capire quelle che sono le difficoltà che le aziende a cui sono sottoposte giornalmente, della passione, della grande capacità produttiva che queste aziende nostre hanno, e soprattutto del valore aggiunto che hanno i nostri prodotti, specie quelli che sono dell'entroterra o comunque della Liguria, perché ha una biodiversità immensa e questa caratterizza questa unicità dei nostri prodotti. Quindi in sostanza stiamo proprio arrivando a questo. Sono già partiti molti incontri territoriali che hanno ovviamente considerato gli albergatori, insomma chi fa turismo in Regione Liguria, ma anche i consorzi dell'olio, l'enoteca regionale, quindi già una parte di comparto produttivo agricolo. Per noi diventa un obiettivo fondamentale riuscire appunto a creare queste sinergie e a valorizzare sempre più il nostro entroterra, che è ricchissimo di bellezze naturalistiche, ma non solo, di emergenze storiche, di tradizioni, cultura, storia locale, eccetera. E quindi insomma riusciremo a raggiungere questo obiettivo attraverso questi percorsi. Come nasce l'Expo dell'Alta Val Trebbia? Dunque, vi posso raccontare la storia con precisione, perché 11 anni fa, promotore Alessio Bianchi, un gruppo di ragazzi, compreso mio figlio tra i tanti, che oggi non è più qua perché lavora a Trieste, hanno deciso di mettere in piedi questa cosa, che era stata un'idea politica fino a quel momento, ma mai realizzata. La buona volontà, l'impegno, la freschezza dei giovani hanno fatto sì che questa cosa nascesse. Ovviamente ha avuto una serie di evoluzioni, sicuramente tutte positive, perché se è arrivata all'11ª edizione lì sta la dimostrazione. Voleva cogliere molto all'inizio l'aspetto del territorio, dell'ambiente. Poi chiaramente un po' di contaminazione commerciale è venuta, ma è anche l'unico modo di restare vivi. Però si continua a cercare di dargli l'impronta intanto dei prodotti locali, perché qualcosa fortunatamente esiste, di mantenere sempre un occhio vigile all'ambiente, alle cose che già ha citato in altre occasioni, e di mantenere questa casa che è il famoso Bosco della Gioia, dove il fiume, il verde e il divertimento si coniugano a favore delle persone, e quindi diventa un posto dove gioire di qualche ora di pace. Come riuscite ogni anno a rinnovarvi? Perché abbiamo visto tantissimi giovani, veramente. 11 anni fa probabilmente gli iniziatori erano molto giovani, poi piano piano si diventa adulti. Erano bambini sicuramente, e il coinvolgimento, intanto il fatto che questi ragazzi sono attaccati a questi luoghi, sicuramente per via dei genitori, ma anche del divertimento. Io alle volte
mi stupisco perché dico, le cose che loro fanno qua, le attività che svolgono, sicuramente molti altri ragazzi non hanno l'opportunità di farla. Anche il lavorare, anche il dare il bianco, scavare, stendere la ghiaia, tagliare i rami, non è da tutti, non è per tutti. Per loro è così e quindi probabilmente l'entusiasmo di queste cose che in gioventù chi ha la mia età le ha già fatte, per loro si rinnovano e quindi sono, come ho detto poc'anzi, un po' un prodigio. Che cosa rappresenta per Rovegno, per l'Occo di Rovegno questa manifestazione? Beh, sicuramente è un momento di visibilità, ma è anche un momento di, come si dice, di vicinanza, di collaborazione, perché io ho notato in questi anni che diventa la festa del paese, oltre che l'Expo che ha un suo ruolo, un suo anche prestigio oramai, ma è una festa di paese. Partecipano tutti, lavorando e non. Volontari qua a Rovegno sembra che ce ne siano in abbondanza, in realtà c'è proprio anche una tradizione di famiglia che tramanda questo legame con un territorio e anche con le sue tradizioni. Diciamo che qui l'umanità che in città purtroppo scompare davanti a tante particolarità, a tante difficoltà, in campagna rimane, c'è ancora quello che una volta era il mutuo soccorso, cioè c'è la consapevolezza che chi non ha bisogno di un'ambulanza è fortunato e di conseguenza deve aiutare gli altri ritenendosi appunto privilegiato rispetto a quello che ha bisogno. Questo concetto, che non è poco, rappresenta un po' quello che è il traino, l'effetto trainante, la mentalità di questi posti, dove c'è ancora un margine di umanità notevole. Tanti giovani abbiamo visto, tanti giovani che sono anche volontari del soccorso. Alcuni sì, alcuni sono, diciamo, li chiamiamo i quarti perché come sapete la squadra di soccorso è composta da 3 persone, dei quali uno almeno deve avere il patentino di soccorritore e rianimatore, un quarto può diciamo, approfittare della circostanza per imparare quelle che sono le tecniche nelle quali noi dobbiamo essere qualificanti e delle quali dobbiamo rispettare. Questi ragazzi, vista l'operatività, c'è anche un minimo di partecipazione perché come dicevano i nostri predecessori, partecipare, stare insieme agli altri comporta questo stato d'animo, cioè partecipare significa imparare, significa un domani collaborare con quelle che sono le iniziative indispensabili. Voi pensate a 54 km di distanza esatti dal pronto soccorso più vicino, che è quello di San Martino, ci vogliono ragazzi svegli che siano in grado di guidare, che siano bravi, che non facciano soprattutto dei pasticci e che contribuiscono a gestire una situazione che improvvisamente da un giorno all'altro, noi in questi giorni avremo questa netta sensazione, la popolazione decuplica. Vengono su bambini, vengono su anziani con patologie importanti che cambiamento d'aria provoca scompensi e noi dobbiamo correre e riportarli purtroppo giù nel più breve tempo possibile nei nostri nosocomi genovesi. Stiamo assistendo in diretta all'impasto per fare il canestrello, che è un prodotto tipico di queste zone. Sì, direi di sì, il canestrello è un prodotto tipico ligure, è un dolce tipico ligure, si fa un po' in tutta la Liguria, è una pasta frolla, diciamo gli ingredienti sono molto semplici, poche semplici perché è farina, zucchero, burro, tuorlo d'uovo. Il segreto del canestrello è la scelta della materia prima, nel senso che il burro va messo un buon burro
e uova, possibilmente uova fresche, farina, una buona farina, zucchero, va bene. La lavorazione come deve essere della pasta frolla? La lavorazione della pasta frolla, se lo dice lei, una pasta frolla deve essere molto friabile, quindi deve essere lavorata poco, perché più si lavora più la farina sviluppa glutine e quindi diventa elastica. Di solito si lavora prima la farina col burro in modo di dare friabilità alla farina, togliere gli elementi che possono dare elasticità. Come se la stanno cavando qua i nostri due pasticceri? Direi molto bene, sembrano, a parte di tutto, sembrano del mestiere. Il clima caldo forse non aiuta per la frolla? Il caldo non aiuta perché il burro si scioglie e quindi poi ora si rischia che l'impasto in quel modo si attacca alla maglia, i canestrelli rimangono incollati là. Hanno steso una sfoglia di uno certo spessore, perché comunque il canestrello... Fino adesso è ancora un po' alta, bisogna stenderla ancora un attimino. Ancora un po' di lavoro. Voi le producete tutti a mano? No, i miei nonni li producevano a mano, adesso abbiamo una macchina che li stampa, però comunque cotto però in forno a legna. La caratteristica del forno a legna dà un gusto, una particolarità al canestrello? Secondo me sì, è un forno che ormai ha 80 anni, però è un forno che cuoce bene, poi noi lavoriamo con legna della zona, quindi è anche una filiera corta. Stanno chiedendo quanta farina, insomma più o meno le proporzioni tra burro, farina, uova, quante devono essere, e zucchero? Ogni produttore ha un po' la sua ricetta. La nostra ricetta, che io ho una ricetta che è dei miei nonni, è 1 chilo di farina, 600 grammi di burro, 6 tuorli e 300 di zucchero. Questo per dare anche una friabilità poi al biscotto finito. Sì. Mi sembra che l'assessore però mangia anche la pasta cruda, si vede che è buona. La pasta cruda è la più buona del mondo. La pasta cruda è il suo buono, poi lì c'è un burro totalmente di panna pastorizzata, perché il burro purtroppo oggi può essere anche burro che deriva dal siero, perché è denominato burro, tutto burro, però purtroppo tanto burro proviene dal siero del formaggio, cioè dallo scarto del formaggio. Questo che noi usiamo, che ho portato oggi per l'occasione, è un burro completamente di panna, cioè viene prima scremato il latte, viene fatto il burro e in secondo tempo viene fatto il formaggio. E allora abbiamo un ottimo burro, un ottimo profumo, un ottimo sapore. Diversamente, al senso contrario, abbiamo un burro di scarsa qualità, ma un biscotto di scarsa qualità. Come nasce la Compagnia del Cardo del Brugo? Allora, la Compagnia del Cardo del Brugo nasce ormai quasi 15 anni fa dalla passione per la storia in generale. La passione per la storia data da passione mia e di mio marito, che siamo entrambi storici, e da quella di tanti amici che si sono riuniti con noi ed hanno formato questo primo nucleo di gruppo di rievocazione storica. Siamo partiti con la rievocazione storica dei Celto Liguri, all'inizio pian pianino, e adesso abbiamo costituito anche un'attività di mini museo per le scuole, di animazione, siamo una sorta di museo con riproduzioni itinerante che va nelle scuole o nelle feste a raccontare la storia più antica. In altre occasioni abbiamo collaborato poi con Alberto Angela per delle trasmissioni, abbiamo fatto combattimenti, ne abbiamo fatte un po' di ogni, insomma. Che storia ha questo territorio? Ci sono delle particolarità che si custodiscono qua in Alta Valtrebbia? L'Alta Valtrebbia è stata terra dei Liguri antichi prima e dei Celto-Liguri poi, quando dal 1200 a.C. i Celti hanno cominciato ad invadere i territori che occupavano i Liguri. Il territorio dei Liguri andava dall'Arno praticamente ai Pirenei, era enorme. Man mano la penetrazione celta, che non è stata del tutto indolore, ci sono state battaglie eccetera, è arrivata e si è formata una civiltà del tutto originale, quella celto-ligure, che ha lasciato degli splendidi resti ed è ancora poco conosciuta. Si parla di Galli nei libri scolastici, si parla pochissimo di Liguri e in realtà c'è un patrimonio archeologico e un patrimonio culturale da riscoprire. Se qualcuno volesse andare a vedere il meraviglioso piccolo museo archeologico di Chiavari, dove sono custoditi dei gioielli liguri, si farebbe venire la pelle d'oca per la meraviglia e la modernità di certi manufatti. Sono splendidi.